po' di qua, un po' di là. Dov'è che piove quest'oggi? Per piacere, per favore, facciamo la danza del sole. Facciamo la danza del sole. Era meglio quando era peggio, eh? Ci lamentavamo del caldo, 40 gradi, sì, però almeno non si andava sott'acqua, per favore, per piacere. Facciamola tutti insieme, la danza del sole, che qui a Milano è ritornato, signori, qui a Milano è ritornato, adesso ci sono problemi più verso il centro, il sud, e incrociamo le dita delle mani e dei piedi. Cosa dobbiamo dire? Un abbraccio davvero alle popolazioni colpite. So che c'è gente che ha dovuto lasciare la casa perché se va tutto sott'acqua, cavolaccio, accidentaccio, ma noi dobbiamo resistere anche se effettivamente la scorsa settimana li salutiamo. Posso salutare gli amici di Radio Popolare che sono andati, no, perché fai le corna? Ma no, ma assolutamente non si fa le corna, si fa te così, no, deficiente di un semimarino, che sono andati sott'acqua la scorsa settimana. Ma chi non è andato sott'acqua giovedì scorso, ragazzi? Anch'io vi ho raccontato che tra un sottopasso e l'altro ho rischiato seriamente, e loro sono andati sott'acqua e hanno dovuto bloccare le trasmissioni per qualche ora. Un abbraccio agli amici piddini di Radio Popolare che alla fine hanno dovuto cedere, perché quando si scaricano le batterie si ferma tutto quanto. No, perché rido, perché a noi capita un giorno sì, un giorno no, quindi se per una volta fate 2 ore senza Radio Popolare, sto cominciando in maniera deficiente la trasmissione. Sì, proprio dal latino, deficior, deponente intransitivo, mi ricordo. Buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin, è già pomeriggio, ormai sono le 12:44, è quasi sera. È tutto un magna, e sì, alla fine non sembra, ma guardando anche la pagina di informazione di quest'oggi del sito di Repubblica, santa polenta, ma perché? Ma perché Draghi ha ricominciato a parlare? Altro che alluvioni, ragazzi, tocchiamoci, dai, facciamo un po' di autoerotismo, sano autoerotismo verso l'ora di pranzo. Draghi parla anche quest'oggi e io non sto per niente bene. Ecco il piano per far ripartire l'Europa. Servono quanti? 800 miliardi l'anno. Ma sei scemo? Il doppio del piano Marshall. Una sfida esistenziale. Va bene, Repubblica lo mette proprio in apertura del sito, così uno comincia bene la giornata. Vediamo sul Corriere. Anche sul Corriere in apertura, Draghi, cambiamento radicale perché l'Unione Europea continui a esistere. Serve il doppio del piano Marshall. Allora è proprio vero, se lo scrive Repubblica, lo scrive il Corriere, ragazzi, altro che corna. Tocchiamo qualunque cosa, L'ex premier ha presentato il piano che gli commissionò la von der Leyen un anno fa per una nuova strategia industriale. 3 le aree di intervento: innovazione, scusate, non riesco. Decarbonizzazione e sicurezza. Cioè, questa ancora con la decarbonizzazione vuol dire che ci fa andare a pila avanti con ste pile, con ste batterie, eccetera. A Draghi! Ma non si vede che cosa sta succedendo negli altri paesi europei? Che chiudono le industrie, Volkswagen, tutte quelle cazzatine lì, eccetera. Decarbonizziamo in questo modo? Vabbè, iniziamo così la giornata. Cosa devo farvi? D'altronde Sammy Varin, lo sapete, e la sua trasmissione è densa di polemiche. Io ci nuoto nelle polemiche, molto spesso ci affogo anche in compagnia vostra, perché tra 10 minuti toccherà a voi. Certo, anche oggi su Radio Libertà Sammy Varin accoglierà a braccia aperte le vostre telefonate allo 0292947222, come nelle
nelle vecchie radio libere, noi apriamo le linee e vi ascoltiamo, sentiamo di che umore siete quest'oggi, cosa ne pensate soprattutto di Mario Draghi. Chiaramente cerchiamo di stare nella radiofonia, anche tramite WhatsApp, minimo, l'hanno inventato, usiamolo. 340 6709 659 è il nostro numero di WhatsApp. Poi chiaramente, signori, non è che posso far finta di niente, ne parlano cani e porci da giorni e giorni. Io sì, ci ho provato a girarmi dall'altra parte, ma alla fine esce dalla porta, rientra dalla finestra ogni santo giorno, ancora l'amore tra San Giuliano e la boccia. Ma c'è la novità, è sui giornali di quest'oggi. Cosa si scrive? Questa è una cosa a suo favore, non della boccia, ma di San Giuliano e soprattutto della moglie. Sono scappati lui e la moglie in un eremo francescano per recuperare il matrimonio. Hanno pregato insieme ai frati e insomma sta cosetta secondo me qualche cosa serve per recuperare il rapporto. Fatto sta che i colleghi giornalisti o professionisti, anche quest'oggi rompono le balle con questa situazione. E noi, per rispondere a loro, che facciamo? Chiameremo Deborah Bellotti, la signora delle stelle. Sì, la signora delle stelle ci terrà compagnia in apertura certamente di trasmissione intorno alle 13:10 e ci farà il punto della situazione dalle sfighe più complete modello Draghi, perché ha ricominciato a parlare, perché soprattutto è stato zitto fino adesso, perché la von der Leyen gli ha commissionato questa cosa. Penso che sia anche una roba a pagamento, no? E quindi finito il lavoro, adesso aspetterà l'assegno e il bonus. Non scherziamo, vogliamo sapere davvero come va a finire questa cosa di San Giuliano con la boccia, cioè riusciremo a smetterla con questa situazione o avremo ogni giorno, ma non 5 minuti, l'intero programma, che sia Agorà, che sia Rete 4 alle 20:30 dedicato al caso San Giuliano. Ma frega davvero a qualcuno? Ecco, questa è la domanda che farò più tardi proprio a Deborah Bellotti, signora delle stelle, la nostra astrologa. Frega davvero a qualcuno? Siamo noi malati che vogliamo sfrugugliare nella vita possibilmente sessuale della gente, perché insomma questa boccia a qualcuno si vede provoca eccitazione. Io non lo so, forse avrò passato l'età, misteri, apparizioni, sparizioni, ma certamente nella trasmissione è tutto un magna magna di semivarin, non posso far finta di niente anche sugli eventi. Cosa mi ha spedito questo? Cosa mi ha spedito questo qua? La raccolta di firme, certo. Bravo, ne parliamo dopo e ne segui la Lega. La raccolta di firme, perché a Milano cominciano veramente a superare ogni record, oltre che romperci le balle perché le moto non potranno più circolare tra poco, le moto quelle datate, no? Perché inquinano, adesso rompono le balle anche sull'area C. Già, la mettiamo anche nel weekend a pagamento e la facciamo pagare anche di più perché Milano è senza soldi. Lega e centrodestra stanno raccogliendo migliaia e migliaia di firme per dire uè, guardate che c'è tanta gente che si sta incazzando. Chi lo sa come andrà a finire questa cosa? Riusciremo a bloccare questa decisione insana? Punto di domanda. No, dicevo, prima di lasciare la linea alla rete e poi ci ritroviamo alle 13:10, voglio ricordarvi alcuni eventi targati Lega sul territorio, perché uno dice adesso c'è stato brutto tempo. No, abbiamo rimandato lo spiedo bresciano, va bene, giustamente capita, ma gli eventi sul territorio della Lega ci sono stati e come. C'è stato Matteo Salvini a Besozzo con grande successo il sabato. Questa sera, per chi ci segue a Milano, la serata in sezione della Lega c'è.
Oggi, lunedì 9 settembre, ore 21, Viale Toscana 12. La Lega a Milano e in comune. Serata in sezione con Samuele Piscina, segretario della Lega, consigliere comunale di Milano, e si farà fuoco e fiamme proprio su questa situazione dell'area C che vogliono metterla anche nel weekend. Va come siamo contenti e noi naturalmente ci arrabbiamo. Altro evento targato 14 settembre, quindi fine settimana, signori, la cena provinciale della Lega di Pisa, con un saluto alla Toscana, e anche lì il maltempo ha provocato problemi. L'intervista al senatore Alessandro Morelli, ma soprattutto una bella occasione per stare in compagnia della Lega toscana e della zona di Pisa. Ci sono ospiti importanti, oltre ad Alessandro Morelli, l'onorevole Susanna Ceccardi, eurodeputato della Lega, il deputato Edoardo Ziello, ma anche il senatore Manfredi Potenti, il sindaco di Pisa Michele Conti, Elena Meini, che è capogruppo della Lega in Consiglio regionale toscano, Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in quel di Pisa, e Luca Baroncini, segretario regionale Lega Toscana. Insomma, un'occasione per conoscere la Lega Toscana per chi ci segue da Pisa. Quando? 14 settembre, Hotel Euro, Viale Europa 6 a Cascina, e chiaramente il territorio storico è quello di Susanna Ceccardi, ore 19. Segnate in calendario: 14 settembre, Cascina, ore 19, con un grazie naturalmente al senatore Alessandro Morelli, che sarà l'ospite d'onore. Qui ci fermiamo, ma io ritorno 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Avremo l'astrologa che ci farà le previsioni. Continuerà a romperci le balle anche la notte questa menata amorosa successa all'interno del governo. All'interno del governo, che cacchio dice? Però è come se fosse all'interno del governo. Riusciremo a non parlare nei prossimi giorni di sta menata amorosa? Lo sapremo tra 10 minuti.